Vedete come alle 9:34 non ci sia ancora tanta gente. Adesso ho appena finito le 52 gallerie e sto andando a fare un percorso che non ho ancora mai visto. Sto salendo verso l'arco romano e la chiesetta di Santa Maria. Vedete qui sotto intanto la Marghetta. Strano vederle così perché di solito sono abituato a vederle immerse dalla neve. I luoghi dove vi porterò sono il Corno del Pasubio e il Nido d'Aquila, che è l'ultima cima, diciamo, più a est, e si trovano sempre in una zona pesantemente militarizzata e praticamente in prima linea durante la Grande Guerra, perché vi ricordo che sui denti, tra il dente italiano e il dente austriaco, c'è stata la guerra delle mine, scontri veramente a poche decine di metri, italiani contro austriaci, e appunto il Corno del Pasubio e il Nido d'Aquila sono sempre rimaste sotto il controllo italiano, però sono state teatro di appunto cannonate, comunque operazioni militari. Quindi adesso andremo a vedere se troveremo qualcosa, andremo a vedere il panorama che si vedrà da lassù e tutte queste belle cose. Intanto qualche lavoro di cura e manutenzione all'arco romano, intanto ho iniziato a vedere qualcosa di quello che andremo a vedere dopo. Indicazioni, vedete, seletta comando sul sentiero 120 momentaneamente 5 minuti. La chiesetta di Santa Maria, vedete qui è la chiesetta di Santa Maria, l'indicazione al Nido d'Aquila super di qua. Quindi prendiamo questo sentiero che da qui in poi non ho mai percorso. Facciamo subito con un ricovero sotto la roccia. Guarda che belli gli asini dentro la grotta. Comunque vedete, come vi dicevo, zona che questa pesantemente militarizzata. È già il quarto ricovero in caverna che vedo, in pochi metri proprio. Spettacolo verso l'arco romano e le porte del Pasubio. Vedete come siamo già usciti parecchio dalla traccia più battuta. Guardate il cono del Pasubio come si staglia prepotente davanti a noi. Qua giù la profonda verso la Pache. Guardate il sentierino come è diventato. Sentiero che qui diventa più tecnico e stretto e strapiombo. Pasubio selvaggio a dir poco. Però chiari resti di baraccamenti italiani. Sì, diciamo che non è decisamente per tutti, ecco, perché non è frequentato quasi da nessuno. Altri resti di guerra. Qui intanto vediamo il Nido d'Aquila qua davanti. Tra poco dovrei vedere
l'innesto appunto col sentiero che sale al nido d'aquila. Salgo prima al nido d'aquila. Guardate l'abbozzo di una ex trincea che correva lungo tutta la cresta per monitorare i movimenti nemici verso nord. È l'ultima salitina e dopo sono arrivato. Ecco qui, arrivato al nido d'aquila. Guardate che panorama. Bellissimo. Ecco qui arrivato alla croce del nido d'aquila. Comunque vedo che qui davanti c'è il corno del Pasubio, però mi sembra alquanto arduo riuscire a salire. Adesso vedrò tornando indietro. Intanto mi ero prefissato di raggiungere questa che è più orientale delle due e adesso deciderò il da farsi. Anzi, qui per la precisione è la croce del nido d'aquila, perché la cima vera e propria sarebbe qua giù, ma non mi pare di vedere sentieri che scendono. Altro che nido d'aquila, è il nido delle formiche con le ali qua. Guardate che lunga la strada degli scarabei. Bene, mi prossimo a ritornare sui miei passi, ma mi sa che il corno del Pasubio rimarrà un sogno nel cassetto. Qui dovrebbe esserci la biforcazione col sentiero che sale sulla corno del Pasubio, ma o è coperta dalla vegetazione oppure non lo vedo. Eccomi, intanto sono tornato qui alla chiesetta di Santa Maria. Ho appena pranzato qui davanti gli scalini della casetta degli alpini della Valle Eura con il dente italiano qui davanti. Faccio qui il video chiusura. Avete visto il mio tentativo di raggiungere il corno del Pasubio, è andato a vuoto, però sono riuscito a raggiungere la croce del nido d'aquila, quindi per oggi sono soddisfatto a metà. Non avevo idea di che sentiero avessero e il corno ha un sentiero che ormai, ahimè, è quasi assente. Spero che questa doppia escursione vi sia piaciuta e come sempre viva le montagne, rispettatela e non come nelle gallerie nell'altro video, e noi ci vediamo alla prossima escursione.